Fuga senza precedenti, spariti auto, celefrigo e attrezzature dal famoso campeggio di Sarutas, nella marina di Cabras. L'ammanco è stato scoperto giovedì scorso. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vorrei stare aggiornato sui casi come questo furto a Cabras, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime notizie dalla Sardegna. Il corpo è stato messo a segno ai danni del campeggio di Sarutas a Cabras, chiuso da mesi dopo la revoca della concessione. Tra i beni rubati ci sono un'auto, 2 minicar elettriche, attrezzature industriali da cucina come forni e celefrigo e persino un pergolato in legno. Un furto che ha svuotato l'intera struttura sulla costa del Sinis. L'amministratrice della società che gestiva il campeggio ha sporto denuncia ai carabinieri di Cabras. L'ultimo controllo di fine agosto aveva confermato che tutti i beni erano ancora al loro posto. Ma chi è il responsabile della custodia di tutto questo materiale, tra l'ultima verifica e la scoperta del furto? Secondo il legale della società, da fine giugno la custodia era passata completamente al comune di Cabras. Un dettaglio che complica le indagini dei militari. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo maxi furto che danneggia una struttura chiave per il turismo della Sardegna occidentale. Il caso solleva gravi interrogativi sulla vigilanza del patrimonio comunale nel territorio di Cabras. Cosa ne pensi di questo furto ai Sarutas? Lascia un like e iscriviti al canale se vuoi giustizia per Cabras. Grazie per essere rimasto fino alla fine, il tuo supporto aiuta questo canale a portare alla luce casi importanti come questo. Passa una stupenda giornata e ci rivediamo nel prossimo video.